TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Ieri sera verso le 21 a Spinè è stata sfiorata la tragedia sui binari della linea ferroviaria che collega Mestre a Castelfranco Veneto. La sala operativa della Questura di Venezia ha ricevuto la segnalazione di un'auto bloccata tra le barriere del passaggio a livello di via Seggiano. Ha inviato sul posto una pattuglia e ha subito condiviso l'informazione con il centro operativo compartimentale della Polizia Ferroviaria per il Veneto. La sala controllo circolazione del traffico ferroviario ha subito attivato le previste procedure di emergenza, informando però la polizia ferroviaria che in località Spinè era imminente il transito di 2 treni regionali marcianti in direzione opposta tra loro. Sono stati attimi di assoluta apprensione, considerando che i treni viaggiano mediamente ad una velocità di 120 km orari e che per fermarsi a una tale velocità hanno bisogno di uno spazio di circa 1 chilometro. Il primo treno infatti si è fermato a pochi metri dall'autoveicolo bloccato sui binari. Ancora cronaca. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a terra in un parcheggio nei pressi della stazione di Gaggio di Marconna nella mattina odierna. A fare la macabra scoperta una coppia di persone che stava andando a parcheggiare per poi prendere il treno. È subito scattato l'allarme ai carabinieri che si sono portati tempestivamente nell'area di sosta dove si trovava il cadavere. A quel punto il reparto investigativo ha iniziato i rilievi. I medici, con l'intervento del SUEM dell'ULSS 3, hanno confermato il decesso dell'uomo. Si tratterebbe di un uomo appunto di 47 anni, originario dell'Est Europa, operatore del settore edile, ritrovato a terra vicino al furgone della ditta. In base ai primi accertamenti si potrebbe trattare di un gesto estremo. Sono comunque in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Lo riporta la stampa locale. Ed è partita la terza edizione di Promemoria Auschwitz, che quest'anno vede coinvolti 16 comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, in collaborazione con l'associazione DEINA, che prevede un percorso formativo articolato in più mesi con culmine nella visita ad Auschwitz e Cracovia il prossimo febbraio. Per la prima volta anche Noale è soggetto partner. Non si tratta della tradizionale gita scolastica, perché l'adesione dei ragazzi dai 18 ai 25 anni è venuta in modo individuale e non per classi. Il percorso prevede 4 laboratori fortemente interattivi alla presenza di sociologi, storici, filosofi e formatori. Il viaggio si svolgerà dal 5 al 10 febbraio e grazie al contributo delle 10 amministrazioni comunali avrà un prezzo particolarmente accessibile per i 62 partecipanti provenienti dai comuni della Riviera del Brenta e del Miranese. Per maggiori info potete rivolgervi al sito internet, il cui indirizzo lo vedete in sovraimpressione. E si è concluso, cambiamo argomento, il progetto Portogruaro in arte, la rassegna artistica promossa da Confcommercio Portogruaro Bibione Caorli in collaborazione con Next Art, ramo organizzativo dell'associazione Next, New Extraordinary Talents APS. L'iniziativa ha trasformato le vie del centro storico di Portogruaro in una vera e propria galleria d'arte per tutto il mese di novembre, dando spazio e visibilità a talentuosi artisti, non solo locali, ma anche provenienti da altre regioni ed anche dall'estero. Le opere sono state esposte all'interno di negozi e pubblici esercizi, creando un percorso suggestivo e stimolante per cittadini e visitatori che venivano a scoprire la città di Portogruaro, illuminata da una nuova luce. L'intreccio innovativo tra arte e commercio ha permesso di rilanciare l'economia locale e promuovere il turismo culturale, offrendo alla cittadinanza un'esperienza nuova, accessibile e diffusa. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.